Anche quest'anno si farà l'edizione del concorso di letteratura, arte e musica su Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un lavoro di alto livello culturale proposto anche alle università e per questa edizione aperto ai conservatori, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, riservato alle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale ed estero. L'iniziativa pone la scuola come centro di promozione culturale al fine di stimolare i giovani alla conoscenza dei capolavori della letteratura italiana, valorizzare il patrimonio culturale siciliano e appassionare gli studenti a una riscoperta dei luoghi sentimentali di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, al fine di legare il nome di Palma di Montechiaro al principe Tomasi, autore del Gattopardo. Ad organizzarlo l'omonimo istituto diretto dalla professoressa Laura Sanfilippo. Con la collaborazione della scuola che dirigo, l'Istituto Comprensivo d'Arrigo Tomasi di Lampedusa e d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con diversi istituti delle scuole, insomma diverse scuole regionali e anche oltre la regione, stiamo rilanciando il concorso, l'altra edizione, l'edizione 2019 del concorso di letteratura e musica e arte su Tomasi di Lampedusa. Negli scorsi anni abbiamo avuto grande successo. Si tratta di un lavoro culturale proposto alle università, proposto quest'anno aperto anche ai conservatori. Quindi leghiamo il nome di Palma di Montechiaro alla cultura e soprattutto al capolavoro del Gattopardo, dove Tomasi Lampedusa si è ispirato proprio per scriverlo, quando nella visita a Palma di Montechiaro visitò proprio la casa dei suoi avi e soprattutto si è commosso quando vide la tomba al monastero delle Benedettine della Beata Corbera e dei suoi discendenti. Ha ritrovato le sue origini. A Palma di Montechiaro Tomasi Lampedusa scopre le sue origini, si commuove e poi continua a scrivere il Gattopardo.